Noi vogliamo che tutti coloro che possono salvarsi dal coronavirus si debbano salvare. Stiamo valutando con serietà, ne abbiamo fatto una lunga discussione anche questa mattina in videoconferenza con i direttori generali, perché uno dei focus stamattina è stato proprio quello delle case di riposo. Voi vedete che la mortalità ci arriva dalle case di riposo, è inutile che vi parli di Merlara, ma vi potrei parlare di Casa Fenzi di Conegliano piuttosto che di altre realtà. Siamo molto preoccupati. Dobbiamo verificare fino in fondo che siano ben separati i percorsi, dobbiamo verificare fino in fondo e avere la garanzia che questi pazienti siano assolutamente isolati rispetto agli altri che non sono positivi. Dobbiamo essere certi della messa in sicurezza dei cittadini che ci lavorano dentro. I dati positivi ci sono, che le restrizioni che abbiamo portato con la chiusura dei supermercati la domenica, ma in particolar modo, lasciatemelo dire, quella di restare a casa, perché i venditi sono stati bravi a rispettare le regole. Ecco, questa restrizione ci dice che il modello matematico, e l'assessore Butacin che lo controlla costantemente, anche adesso lo sta controllando, e ci dice che noi come realtà siamo in ritardo di almeno 3 giorni, possiamo dire 3 giorni, 4 giorni sul modello matematico. Una settimana fa, o meglio 10 giorni fa, sfioravamo tutti i giorni il modello matematico, quindi voleva dire che tutti i giorni diceva oggi c'è un proiettile, puff, spara e funziona. Invece adesso abbiamo 4 giorni di ritardo, il che vuol dire che l'unica roba bella nella vita del ritardo è che siamo in ritardo, quindi vuol dire che sta funzionando la restrizione. Come vi dico io, la vera cura per il coronavirus siamo noi veneti. Dobbiamo restare in casa, un appello lo faccio a tutti coloro che possono stare in casa. Chi deve andare a lavorare purtroppo no, e chi ha impegni inderogabili come andare a fare una visita in ospedale, andare a trovare un parente o quello che sapete, purtroppo no. Però il mio invito è a ridurre al minimo le uscite. È una forma di ospedalizzazione leggera per persone assolutamente in grado di gestirsi. Stiamo parlando di persone, diciamo, moribonde a letto e le lasciamo a casa invece che ospedalizzarle, no. Stiamo parlando di una forma di gestione di pazienti sintomatici che sono assolutamente in grado di respirare autonomamente e quant'altro, perché magari hanno la febbre, e quindi il numero quale sarà? Stiamo facendo proprio un protocollo applicativo in maniera tale che sarà pronto, io immagino, tra stasera e domani. Domani abbiamo la prossima riunione alle 10:30, ne abbiamo una prima alle 9, che qualcuno non pensi che ci alziamo tardi, che c'è una riunione alle 10:30, e proprio per definire anche il modello tipo del paziente da trattare. Considerate che qui è fondamentale, e li ringrazio, la collaborazione dei medici di base e tutta la rete che si formerà, perché dovremo avere le task force anche per questo. Anche qui evitate dopo fra 3-4 giorni di dire Mazzai aveva detto, cioè io dico le cose come si devono fare alla perfezione. Dopo capite che la mela a metà non riesce nessuno a tagliarla. Sfido chiunque a riuscire a tagliare una mela perfettamente a metà. Per dirvi cosa? Che c'è quello che le direttive che stabiliamo, poi ci sono tutte le eccezioni che confermano la regola. Perché qua siamo diventati un popolo di farmacisti, tutto poche altre.